38esima edizione di Delta Blues in tutto il Polesine. Che cosa rappresenta questo festival per il nostro territorio? Diciamo che per il nostro territorio questo è stato il primo festival musicale, quindi ha una lunghissima tradizione ed è un veicolo straordinario di promozione del territorio. Infatti, se scorriamo nel programma vediamo anche dei passaggi in barca, vediamo anche delle visite ai nostri musei, quindi è molto interessante anche dal punto di vista culturale. Noi come provincia di Rovigo, come ogni anno, siamo ben felici di partecipare e di contribuire, così come la Fondazione Cariparo e la Regione Veneto. È un appuntamento che ormai è diventato irrinunciabile. L'estate sarà colorata di grande musica anche quest'anno in tutto il Polesine. Quali le principali tappe di Delta Blues e quali anche i principali artisti che ascolteremo? Quest'anno, 38esima edizione, siamo ormai ben oltre la giovinezza, l'età matura del festival. Il programma è corposo anche quest'anno, ci sono vari artisti che si esibiranno in diversi comuni della provincia, a partire dal capoluogo, ma anche poi Rosolina, Adria, Lendinara e poi due appuntamenti più, dove la musica incontra il buon vino, il buon cibo e anche la visitazione con una blues cruise sul Canal Bianco, Arquà, Costello Canal Bianco e agriturismo Carezzabella. I principali artisti, fare una classifica è complicato, diciamo che ci sono due momenti che coinvolgono le due principali città del Polesine, Rovigo e Adria, dove saranno entrambi in centri storici occupati da 6-8 concerti di modalità buskers, in questo Delta Blues on the Road. Adria e Rovigo sono artisti sia locali ma anche italiani e qualcuno internazionale o americani che si esibiranno nelle principali vie e piazze di queste due cittadine. Rovigo poi ospiterà anche due serate finali con due band molto importanti, The King of Blues, che è una band composita di grandi artisti che hanno fatto la storia del blues, da Vastai Jackson a diversi altri. Poi l'altro gruppo, un gruppo emergente del British Blues, Cinelli Brothers, che in realtà sono due italiani che però stanno da quasi 20 anni in Inghilterra e vanno per la maggiore, hanno vinto parecchi Grammy. Molto importante poi il programma Rosolina con Rock Around the Blues, che per 3 giorni Rosolina Mare diventerà una cittadina anni 50 con auto d'epoca, balli a tema e tanti concerti. Un artista molto interessante a Lendinara, James Eresa, che è un'afroamericana che sta in Italia con la More Blues, che è una delle band storiche del blues italiano. Sarà sicuramente un concerto molto molto interessante. E infine appunto queste due iniziative che dicevo prima, dove la visitazione del Polesine, quindi la promozione del territorio e dei propri prodotti, all'Ostello Canal Bianco di Arquà, che in realtà è attaccato a Bosaro, ci sarà una crociera che arriva fino ad Adria al museo archeologico, poi torna e poi ci sarà un concerto con la cantante Stefani Ghizzoni, che è una cantante che si ispira alla musica di New Orleans, e anche una pittrice, un'artista molto molto interessante. Invece a Corte Carezzabella il repertorio è più sul rock blues, ci saranno due artisti, c'è una band che di fatto è una band che rivisita i classici del rock blues e poi una serata dove ci sarà anche lì degustazione di vini e di cibi tipici in collaborazione con Slow Food. Grazie.